piccoli musei del territorio dell'Alto Vicentino, che sono tanti e diffusi e distribuiti, possono soffrire di una difficoltà a mostrarsi, a farsi vedere al proprio pubblico. L'idea sulla quale abbiamo lavorato, l'idea innovativa, è che ci possano essere delle soluzioni mobili, che il museo possa essere, alcuni degli elementi del museo possano essere selezionati, possano essere esposti, possano essere portati più vicino al pubblico senza che il pubblico necessariamente arrivi alla sede museale e senza quindi che la sede museale abbia bisogno di garantire un'apertura estesa dei propri spazi. Museo Alto Vicentino è un progetto per la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale del Vicentino. Il progetto SACE ci ha portato un'innovazione, aprendoci all'incontro con le industrie creative e le imprese creative. Infatti durante questo percorso abbiamo avuto modo di immaginare con loro anche dei percorsi, abbiamo visto dei casi studio, abbiamo sperimentato delle idee per poi arrivare a una progettazione, un'idea progettuale realistica che potremo applicare e concretizzare già dai prossimi mesi. Questo momento di incontro è sicuramente molto interessante, ci troviamo nell'epoca della pandemia, quindi SACE ci dà uno slancio ulteriore proprio in questo momento, quando forse la possibilità, cioè la sinergia tra pubblico e privato potrà dare una risposta molto interessante alla società, visto che i musei sono e restano a servizio della società, come recita la definizione di ICOM. Il progetto SACE ha messo in relazione le istituzioni museali con le imprese creative. Ci siamo trovati a lavorare con diversi soggetti, diverse istituzioni, diversi musei, con i quali abbiamo cercato di sviluppare proposte che fossero adatte a risolvere i problemi che queste istituzioni hanno e riscontrano nelle loro attività. Abbiamo quindi ideato e sviluppato insieme diversi progetti, tra cui uno in particolare, il progetto Ma che Museo, cercando di quindi usare la tecnologia per coinvolgere i ragazzi e cercare di riportare e di sviluppare l'audience di questi musei in una fascia che fosse appunto diversa da quella solita usuale che varca le porte di questi luoghi. In questo progetto quindi abbiamo pensato di sviluppare delle attività di programmazione nel quale ad esempio lo scenario di un possibile videogioco è il museo stesso, di stampare e ricreare in 3D e di riprogettare i reperti, a volte immaginando e sviluppando etichette con il linguaggio Braille. Poi abbiamo pensato di sviluppare dei laboratori in cui i robot diventino i mezzi per raccontare quello che accade in un museo. Filo conduttore di questa idea, di questo progetto, è un po' quello di raccontare il fare e il saper fare che è nascosto all'interno dei musei, con l'idea nostra di portare il museo fuori dal museo.